Pochi secondi, 5 giri di cotton fioc in entrambe le narici e il gioco è fatto. Questo tampone, un test rapido di nuova generazione che viene processato all'interno di una macchina, dà il risultato in 15 minuti e fornirà un nuovo contributo alla scienza perché parte di un progetto di screening condotto dalla Regione e dall'Università di Padova per valutare la prevalenza e la diffusione del SARS-CoV-2 nella popolazione normale. Una popolazione normale, non sintomatica, non convivente di un sintomatico. Qual è la presenza reale del virus? E questo è molto importante per capire esattamente un po' la circolazione. Seconda tappa del progetto in Fiera Padova, dove a sottoporsi ai test saranno circa 400 dipendenti del comune. A Mestre è stata la volta dei militari della Guardia di Finanza, a Vicenza e Treviso toccherà a dipendenti della grande distribuzione. Un campione eterogeneo, questo è l'obiettivo del progetto, a cui partecipano anche i familiari per avere persone di età diverse e con occupazioni differenti. Un gioco di squadra realizzato grazie alla collaborazione dei comuni e dei volontari della Croce Rossa. Stiamo correndo, tra l'altro, perché faremo circa 5.000 persone del Veneto, anche Belluno, ovviamente Rovigo, nel giro di una settimana. Perché anche qui bisogna farlo raggruppato, non si può slavarlo, se no la prevalenza non ha senso. I risultati dell'indagine, condotta grazie a uno studio dell'Istituto di Epidemiologia dell'Università di Padova, saranno fondamentali per stabilire i percorsi di prevenzione.